con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggio la cinta a San Teodoro. I'll tell you a story before it tells itself. I'll lay out all my reasons. You say that I need help. Lunedì 14 ottobre, nella prova che impegnava il fonoinglese di 3 anni, altra esecuzione orchestrale di Asso Nero, che in 7 giorni si scopre un fenomeno, vincendo di puro counter le 2 prove nelle quali era chiamato. Dopo aver spadroneggiato nella Maiden sul doppio chilometro, l'allievo di Roberto Masala ha spaziato in lungo e in largo, anche nella condizionata sui 1500 metri, completando nei più facili dei modi il coast to coast, con Federico Bossa impegnato solo a graduare il figlio di Kentucky Home e Noah, distanziando sul traguardo di oltre 5 lunghezze la grintosa Aquila d'Aigenta. Terzo posto per Arese Tuleso, al quarto ha concluso Armoniosa. Per il bis di Asso Nero abbiamo sentito il jockey Federico Bossa, il preparatore mattutino Mario Marras e l'allenatore Roberto Masala. Federico, altro canter? Sì, anche fuori distanza. È andato, sembra quasi che non ha la settimana scorsa effettivamente ha fatto un allenamento. Oggi ha vinto un meglio dell'altro giorno. Quindi è andata alla grande. Senti, ti sei aggiustato, gli hai fatto fare il tutto, tu poi hai allungato facile. Sì, un cavallo che c'ha un'azione lunga, secondo me è un cavallo che deve galoppare sul passo. Come l'ho sentito bello giusto, ho fatto aggiustare i primi metri, quando l'ho sentito sono andato con lui e li ha dispersi per la pista, diciamo. Bravo Federico, complimenti. Mario, un altro canter, ve l'aspettavate? Certo, abbiamo fatto un lavoretto di settimana per vedere com'era, era in ordine, era meglio di quando ha corso. Ti aspetta un futuro roseo? Abbiamo trovato anche la montagna giusta, capisce il cavallo, va con lui, si trovano bene. Ok, complimenti Mario. Grazie. Senti, è un cavallo che comunque sembra d'acciaio, perché il suo modo di galoppare in questo ultimo mese ha dimostrato di andare forte, quarta al Gran Premio Sardo, quindi sì, un po' di linea l'ha presa, dai. Il cavallo ha preso la condizione, è anche forte, però è anche forte perché l'abbiamo aspettato. Quando era necessità, che ci mostrava dei segni di maturità, abbiamo rinunciato a correre in primavera e abbiamo aspettato il suo momento. Tra le tue righe si vede che tra le righe si può interpretare che sei veterinario. Complimenti. Io comunque sono sempre preoccupato per la loro salute. Beh certo, se capite Roberto, comunque complimenti, 2 vittorie. Ti ringrazio Bruno, comunque tu lo segui da tanto tempo, vuol dire che l'avevi già adocchiato da un bel po'. Sì, beh, quarta al debutto, un occhio ce lo butti per come va la corsa, anche sfortunata con la corsa. Anche per quello è stato seguito, non solo da me credo, è un cavallo... No, devo ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, perché aveva delle complicazioni anche caratteriali e qualcheduno gliele ha risolte, e poi degli step per la maturazione che comunque è stata lenta. Sì, perché anche un puledro di 3 anni c'ha una stagione non solo a 3 anni, si può ripresentare anche l'anno prossimo. Ogni cavallo ha il suo momento fisiologico, devi aspettare che arrivi il suo momento, non puoi forzare. Complimenti ancora Roberto, a voi, a te e a tutto il team. I'll tell you a story before it tells itself. I'll lay out all my reasons. You'll say that I need help. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.